Nevica più a fondovalle che in quota, colpa del freddo, se a Cortina si sono misurati meno centimetri che altrove. È neve fredda, farinosa, quella che ha coperto le piste e così sull'Olimpia si lavora per toglierla. La Coppa del Mondo di sci, gare nel fine settimana, ha regole rigorose. Il tracciato deve essere perfetto, questi fiocchi vanno eliminati. Felici invece i turisti diretti proprio lassù. We're trying to get to Cortina for skiing. Yes, very beautiful. Nevica. I problemi maggiori sono in strada. La neve che da 48 ore cade sul Bellunese ha creato non pochi disagi agli automobilisti. È sulla statale di Alemagna che ci sono stati i peggiori rallentamenti, tanto che la Polstrada ha imposto le catene montate a tutti i mezzi pesanti. Le previsioni del tempo erano già pronte, quindi la maggioranza della gente è attrezzata, vedo. Non ci voleva? D'altronde è così. L'inverno è questo. Siamo abituati. Purtroppo sì. Il posto di controllo e blocco è stato allestito all'uscita della galleria di Ospitale. Chi non aveva le gomme adatte è stato fermato. Neve a terra, neve dal cielo, mentre si leggono le istruzioni per montare le catene. C'è anche chi ha trovato aiuto, come queste signore. Non erano in viaggio di piacere per Cortina, loro. All'ospedale di Cortina, portare mia mamma che è invalida. E quindi avete trovato il vostro angelo custode oggi? Brava, brava. Le ha aiutate un dipendente ANAS che, capita la difficoltà, non ci ha pensato un attimo e ha montato loro le catene. Senza sosta l'azione di sgombero neve su tutte le strade bellunesi, sgombero in previsione di altre abbondanti nevicate.